tutti, ben ritrovati amici, siamo con gli amici della Lega Calcio Friuli Collinare per una nuova stagione su FVG Sport Channel DHTV in questa rubrica che si chiama, che abbiamo battezzato durante il lockdown, LCFC News, e adesso che il lockdown è terminato, ma chiaramente ci sono ancora dei protocolli da rispettare, nell'ambito dell'attività sportiva vogliamo rendere edotti tutti coloro che hanno a cuore le sorti della Lega Calcio Friuli Collinare di tutte le novità che sono emerse nell'assemblea di ieri sera al Palamostre. Per far ciò, ovviamente, abbiamo chiamato i vertici della Lega Calcio Friuli Collinare. Vale a dire il presidente Daniele Tonino. Ciao Daniele, sotto di me. Buonasera. Buonasera. Benvenuto in chat. Grazie. Vicepresidente Fabrizio Pettoello, avvocato. Benvenuto Fabrizio. Buonasera, buonasera. Sinistra, quindi, e colui che rappresenta l'anima mediatica della Lega Calcio Friuli Collinare, Paolo Comini. Ciao Paolo. Ciao Francesco. Allora, ieri sera assemblea al Palamostre a Udine, c'erano, intanto quante società erano presenti in assemblea, quanti rappresentanti? Guarda, siccome è difficile il conteggio perché le squadre iscritte bisognava contare tutta la formazione, mentre a quelle che si sono solo affiliate soltanto un partecipante, comunque abbiamo calcolato che erano presenti almeno un 60-65% delle squadre, che è un grande successo in questo momento. Anche e dico anche per fortuna, perché se arrivavano tutte con magari qualche amico, per le postazioni che avevamo a disposizione c'era qualche problemino. Allora, nel frattempo ogni tanto io siccome sono impiegato su più fronti, perché abbiamo appena terminato una diretta a Fiume con la prima tappa del Giro del Friuli Venezia Giulia del ciclismo Under 23 a Grado, e quindi siamo multitasking in questo momento e stavo rispondendo anche a colleghi giornalisti. 65% è comunque un buon dato, Fabrizio, perché, Daniele, perché in questo momento c'è bisogno di sapere tante cose. Secondo me c'è tanta confusione in atto, quindi anche l'idea di sentirsi, trovarsi in assemblea come avete fatto ieri sera può essere utile per far capire più o meno come ci si deve comportare, è vero? Anche chiedo anche l'intervento di Fabrizio, perché non si sa bene come comportarsi, o meglio, forse si dovrebbe sapere, però i protocolli, le leggi sono talmente stringenti, talmente interpretabili che una visione comune è complicato averla. Cosa ne pensi? Ma no, guarda, è davvero difficilissimo, quasi impossibile, perché poi tieni conto che i livelli di informazione sono diversi, sono disparati, ci sono delle norme di livello statale, delle altre norme di livello regionale, delle ulteriori norme che sono quelle dei protocolli, che ognuno ha il suo. E poi ci sono anche le disposizioni dell'ASL che cambiano da territorio a territorio, quindi non è che sia facile. Si vede anche in Serie A che sono imbarazzati, anche perché hanno fatto il passo più lungo della gamba, credo, perché hanno fatto un protocollo che è sostitutivo di una norma nazionale, e quindi è chiaro che cede di fronte alla norma nazionale, un po' una idea di onnipotenza che ha la FIGC, che sfugge certe volte all'equilibrio dei loro legislatori, insomma, perché pensare di poter andare con delle norme e farle contrarie o diverse da quelle, oppure integrative, quando non ne hai le competenze delle norme nazionali, è chiaro che poi crei delle ambiguità e delle incomprensioni. Per voi Fabrizio, perché volevo coinvolgere Paolo anche su un altro aspetto che riguarda anche la tua sfera di competenza specifica riguardo alla Lega Calcio Friuli Collinare, si intende. La necessità di informare nel modo corretto. Siamo qui questa sera proprio per far valere questo assunto, cioè cercare di dare le informazioni corrette come devono essere date, è vero? Certo, noi cerchiamo sempre di dare delle informazioni quando noi abbiamo delle certezze. Molte volte non abbiamo dato nessuna informazione proprio perché, non avendo competenza o comunque non avendo certezze di quello che noi avevamo a proporre ai nostri associati, cercavamo di prendere, diciamo, del tempo per poi fornire una corretta informazione. E quindi cerchiamo attraverso i nostri canali, uno è questo naturalmente,
di portare quelle notizie essenziali che poi magari possono essere utili a tutti gli associati e a tutti quelli che adesso si stanno per schierare in campo e iniziare nuovamente il campionato, insomma. Poi ti chiederò un po' di numeri anche. Daniele, ieri sera al Palamostre c'è stata la relazione del presidente. Puoi in sintesi o insomma illustrare quello che è stato espresso ieri sera nella relazione? Diciamo che ieri sera è stata una relazione, potrei dirla di denuncia. Prima ho denunciato una cosa, le nostre squadre, perché ci sono molte squadre che hanno preferito non iscriversi, giustamente, se i giocatori hanno paura del Covid è più che legittimo, quindi li giustifico e gli do ragione. Se però tu non ti iscrivi e vai a fare allenamenti amichevoli o torneini vari, allora ho difficoltà, perché mi chiedo il perché di questa scelta. Perché non il solito campionato e questa scelta solo delle amichevoli o dei torneini? L'unica cosa che mi viene in mente, forse che devono fare un po' di burocrazia in più, ma a questo sono abituati. E allora è la non tracciabilità. Ecco, qui è un problema veramente importante, perché se tu sei in una cosa istituzionale come le federazioni, gli enti di promozione, giochi, c'è il rischio del contagio come dappertutto. Quando sei contagiato andrai dal tuo medico di famiglia, dall'ASL, che decideranno cosa fare, e certo, potrebbero bloccare le due squadre. Loro non vogliono fare questo e allora vanno a fare le amichevoli, e quindi in un amichevole tu vieni contagiato, vai all'ASL e hai due scelte: o dici che hai fatto l'amichevole, quindi devi dire tutti i nomi e torniamo come la situazione del Collinare, oppure stai zitto. Allora a questo punto, secondo me, siamo sul comportamento molto grave. Allora sì che hai delle responsabilità belle grosse, e potrebbe questa responsabilità anche portare a qualcosa di grave. Quindi, secondo me, sono scelte azzardate. Poi ho fatto una cosa di denuncia: in questo periodo di Covid, con questa scusante del Covid, di sanificazione, eccetera, eccetera, è stata l'opportunità di certe gestioni di campi, a partire dai comuni, arrivare alle squadre FIGC, per cacciare le nostre squadre. Non capisco perché le nostre squadre devono essere cacciate. Perché c'è spazio per tutti tranne che per noi? Perché? Noi paghiamo le tasse come tutti, le strutture sportive sono fatte per la comunità, non per una società, se no se la fa da sola. Per la comunità. Dicono perché loro hanno i giovanili? Io faccio giocare i giovanili, però le prime squadre hanno i diritti pari alle nostre. Poi ci sono queste anomalie, ad esempio nelle palestre, o strutture private che prima ospitavano le nostre squadre, adesso non ospitano nessun campionato, però sono piene di gente. Allora torniamo al punto precedente: preferiscono andare a giocare, e mi viene qualche dubbio: perché vai a giocare lì e non i campionati? Questo non è nessuna accusa, però qualche dubbio posso averlo, mi è legittimo, me lo concedete qualche dubbio. In ogni caso noi andiamo avanti, abbiamo le squadre che a fine agosto si sono affiliate tutti alla Lega Calcio Friuli Collinare, e poi abbiamo dato la possibilità di scelta di cosa fare, insomma. Circa si sono presentate, come ti ho detto, una buona parte. I numeri precisi non ce li ho ancora, però ad occhio siamo sul 65, forse anche qualcosa di più. Però quelle che partecipano attivamente sono circa il 50%, e le altre potranno fare il campionato a primavera. Abbiamo diviso in due i campionati, no? Abbiamo fatto stile argentino, ci siamo un po' argentino, campionato di apertura, campionato di chiusura, chiamali così. Aspetta, questa è già una decisione definitiva, comunque, è già così. Sì. È una decisione definitiva, è una soluzione. Fatto salvo per alcuni campionati tipo gli over 50, esatto, che invece hanno aderito quasi in maniera massiccia alle iscrizioni, e quindi partirà il campionato regolare. Quindi alcuni diciamo manifestazioni sono regolari, altre sono divise in due sezioni. Approfittiamo anche per dire una cosa regolamentare, e cioè che sono due campionati distinti, e quindi chi partecipa a uno può non partecipare all'altro, e non è detto che chi partecipa con una squadra in uno
non deve partecipare con la stessa squadra nell'altro. Sono due campionati completamente distinti, noi non abbiamo il vincolo vale solo per la manifestazione e di conseguenza siamo completamente liberi di cambiare squadra e di giocare con chi vogliamo. Questo è bene dirlo perché non è chiaro a tutti quanti. Poi c'è anche un dato in controtendenza che è giusto citarlo, perché quello di Pordenone, che ha 3 squadre in più rispetto all'altro anno, sono 34 e in questo periodo è un successione, secondo me. E tra l'altro Pordenone si è iscritto anche l'area di Pordenone in massa, quindi diciamo l'area di Pordenone parte con il campionato normale, chiamiamolo così. Sì, fa prima delle partite di Coppa per vedere come funziona e poi per partire col campionato alla grande. Però la mia domanda, diciamo da giornalista esterno e osservatore della situazione, quali sono le criticità più evidenti che vi hanno esposto in queste ultime settimane i vostri tesserati o i vostri dirigenti? 2 principali. 2. La paura. Ci sono molti giocatori che hanno paura, che è più che legittimo. E la seconda difficoltà... Daniele, paura della responsabilità che può seguire... No, del contagio. Paura di prendere proprio il contagio. La paura del contagio e delle conseguenze anche del contagio. Perché è inutile negare che la paura di star fermi 14 giorni dal lavoro, eccetera, eccetera, fa paura. E la seconda grande difficoltà è appunto trovare delle strutture. Questa in particolare nel calcio a 5 è stato a dir poco drammatico. Palestre che prima venivano utilizzate da 7, 8, 9 associazioni, adesso vengono utilizzate da 1 o 2. Sì. Beh, questo anche lì ho difficoltà a capire, no? Ad esempio, nel campo sportivo non la do agli amatori perché devo sanificare, cioè finiscono di giocare i giovanili del giovanissimi, devono entrare gli amatori, devo sanificare. Quindi se non entrano gli amatori, entra la tua prima squadra, non sanifichi. Non è così che funziona il protocollo, eh? Hanno un po' di confusione, eh? Quindi non vedo che differenza ci sia tra far giocare una e l'altra. Ed è il momento, in questo momento, a mio avviso, è il momento che tutti dovrebbero dare speranza, cercare di dar forza, cercare di uscire tutti insieme da questa fase critica abbastanza. Quindi, anche se una squadra fa un allenamento in meno per far giocare gli amatori, va bene, così facciamo giocare più gente, anche perché lo sport viene finanziato, ricordiamocelo, nei comuni, non per avere la squadra in Serie A, viene finanziato perché ha una funzione sociale, fare sport, fare bene, fare salute. Non penso che un comune finanzi per avere, certo, se salta fuori il giocatore di Serie A è sempre un piacere, è sempre un onore, non c'è un periodo di dubbio, ma in realtà tu devi fare in modo di fare sport. E noi lo facciamo questo è il nostro onore. Noi facciamo sport, facciamo divertire la squadra, facciamo movimento economico che viene tutto bloccato. Metà squadre di un tipo, metà squadre degli amatori della pallavolo, metà squadra degli amatori della pallacanestro, significa bloccare anche molta parte dell'economia. Chiedere ai ristoratori, chiedere ai negozi sportivi. Però se vogliono così va bene. Quindi non voglio tutelare solo la Lega Calcio, voglio tutelare un discorso in generale. Assolutamente. Allora, oggi sentivo, muovendomi in macchina alla radio, sono stati coinvolti tanti sportivi e non su questo argomento, e tutti hanno convenuto su questo assunto che ha appena espresso Daniele Tonino, cioè lo sport in Italia non è un passatempo, è proprio una opportunità di creare business e anche di dare lavoro a tante professionalità che senza lo sport non potrebbero lavorare. Non so, tutti coloro che lavorano nella sanità, nella fisioterapia, nell'abbigliamento sportivo, nella gestione delle palestre, nella pulizia delle palestre, la sanificazione che adesso bisogna fare. Ci sono talmente tante persone che lavorano in questo mondo che fermare questa cosa appare controproducente. Questo è stato un po' l'assunto che ho sentito oggi, che adesso avete confermato. La domanda a questo punto però diventa conseguenziale, la seconda domanda. Nel momento in cui vi interfacciate alle istituzioni amministrative piuttosto che alle istituzioni CONI piuttosto che del calcio, qual è la risposta che avete? Perché penso che
abbiate espresso queste perplessità a queste... Lascio parlare Fabrizio qua, perché non ho lo stile abbastanza bravo per essere fine nel rispondere. Vuole l'eloquio dell'avvocato Pettorello. No, Sì. è abbastanza banale. Ci sono due aspetti. Ci sono amministrazioni che non capiscono che se si hanno le strutture è perché c'è chi paga le tasse. E perché senza le tasse le strutture non le costruisci, e le pagano le tasse i cittadini, e i cittadini solitamente sono anche chi gioca, chi usa le strutture, mentre le strutture molto spesso sono utilizzate da squadre che non hanno neanche un cittadino, non è neanche un contribuente di quel posto. Mi spiego, ci sono squadre che hanno la squadra di Bus dei Veris, così non facciamo nome di un comune. Lo spieghiamo per chi non è della zona friulana. Bus dei Veris è una località, diciamo, quasi mitica a indicare un posto a caso. Sì, ecco, è un po' diverso, ma comunque il paese X, c'è la squadra una squadra che ha tutti i giocatori che neanche uno è di quel paese, mentre solitamente la squadra amatori sono tutti di quel paese. Chi ha costruito quel campo? I contribuenti di quel paese, quindi tendenzialmente chi abita in quel paese. Perché non si consente di utilizzare alla persona che ha contribuito a costruire il campo, quel campo, o dargli l'opportunità? Stiamo parlando di 2 ore. Cioè lo sport, al di là di questo riflesso che lo vedo come un aspetto collaterale quello economico, lo sport è salute. Cioè il cittadino, lo Stato deve garantire la salute, e la garantisce anche attraverso la pratica dello sport. Lo Stato vede lo sport semplicemente come uno sport seduto, quello dei professionisti, ma quello dei professionisti non è sport, dai, diciamocelo, è spettacolo. Cosa c'entra con lo sport? Mi fa un po' sorridere che non esista più il CONI nella mansione che aveva fino a un po' di tempo fa, ma non è sostituito con una società che si chiama proprio Sport e Salute. Questa è interessante come situazione. Sì. Sì, però se vedi le norme che vengono fatte dallo Stato, anche in materia di Covid, puntano allo sport professionistico, non hanno attenzione verso tutto lo sport praticato. Lo sport professionistico è dato per quei pochissimi qualche milionario che lo pratica, e altri che lo vedono da seduti. Allora lo sport non è da seduti, lo sport è da chi lo pratica, di chi si muove, chi fa movimento, chi lo fa per se stesso, per divertirsi, per salute. Questo il legislatore è assolutamente disinteressato, perché fa norme per il business. Ma lo sport tendenzialmente è business solo di riflesso, come facevate voi, ma prima di tutto è salute. Insomma, abbiamo capito quale sia la situazione. Ecco, quello che dicevo sostanzialmente, scusami, è lì i comuni devono essere più attenti ai propri cittadini, ai propri contribuenti, alla salute dei propri contribuenti, e non favorire altre realtà che non contribuiscono in alcun modo e che non hanno diritto neanche di utilizzare il campo, se non di riflesso, o comunque quantomeno allo stesso livello di chi si è pagato quella struttura. Poi ci sono anche delle responsabilità delle nostre squadre che non combattono a sufficienza per far valere i loro diritti, perché bisogna anche dire delle cose anche che possono essere sgradevoli alle nostre squadre, però se combattessero con maggior determinazione, forse certi concetti a amministratori poco competenti riuscirebbero a far capire certi concetti. Non c'è qualche assessore, qualche sindaco tesserato per le vostre squadre che possa fare da testa di ponte e trainare tutte le altre amministrazioni? Ma no, ci sono amministrazioni che hanno attenzioni, cioè non è che non sto facendo di tutto un'erba un fascio, ci sono amministratori che non hanno alcuna sensibilità, e la gran parte sicuramente ha sensibilità, ma stiamo parlando di una minoranza, non minoranza, ma una minoranza abbastanza corposa, se esiste questo problema. Ma è una minoranza, ecco, la maggioranza delle amministrazioni ha sensibilità, attenzione. Allora, torniamo alla riunione di ieri sera al Palamostre. Detto Daniele, la tua reazione l'hai espressa in tutto, o c'è ancora qualcosa che devi aggiungere?
No, poi facciamo... No, passiamo all'argomento successivo, quindi. Esatto, vai. Io direi di coinvolgere a questo punto Paolo, anche perché Paolo tu hai parlato di un argomento ben specifico, ce lo vuoi ricordare e vuoi proseguire nell'argomentazione? Allora, diciamo che noi come Lega Calcio da tantissimi anni stiamo portando avanti un progetto legato al fair play e alla correttezza sportiva, perché ci sembra corretto evidenziare i gesti virtuosi che sono anche dei gesti educativi nei confronti, diciamo, di chi li osserva, e quindi cerchiamo di creare, diciamo, questa sorta di lealtà e correttezza sportiva nei nostri tesserati. Per fare questo abbiamo ideato una sorta di premio che si chiama Premio Fair Play, ed ogni anno, in base alle segnalazioni che ci pervengono in redazione, scegliamo alcuni i gesti che secondo noi sono più significativi. Quest'anno il primo premio, chiamiamo, è andato a un giocatore diciamo degli amatori Cormons, Cocina Primoz, il quale durante la partita di calcio praticamente sul risultato di 0-0 al 28esimo del primo tempo ha segnato una rete. La rete era viziata da un fallo di mano che l'arbitro non aveva visto. Lui ha ammesso che l'ha toccata con la mano e ha dato l'opportunità all'arbitro di non convalidarla, quindi ha reso, diciamo, un servizio anche all'arbitro, stemperando anche quelle che potevano essere le reazioni della squadra avversaria. Quindi un ottimo gesto, e abbiamo deciso di premiarlo per questo motivo. In assemblea è stato proprio premiato questo ragazzo. Questo è un premio che noi continueremo a fare, cercheremo di proporlo sempre con più forza e vedremo di trovare anche delle soluzioni alternative per cercare di coinvolgere il più possibile tutti gli associati. Allora, scrive alla diretta Giuliano Crinoli, che tutti conoscete, che dice, adesso dice: la Regione ha messo a disposizione per le associazioni sportive dilettantistiche federali 4 milioni di euro per la sanificazione. E il Consiglio CONI ha votato perché rientrassero anche gli enti. Quindi Giuliano dice: sì, questi 4 milioni di euro riguardano anche eventualmente gli enti come la Lega Calcio Friuli-Comunale. Chi risponde a Giuliano? A Giuliano, prima di tutto, lo salutiamo con grandissimo affetto, perché Ciao, Giuliano. è nei nostri cuori, è un bellissimo ricordo, abbiamo passato anni insieme belli e lo ricordiamo sempre. No, ma Giuliano gli vogliamo assolutamente bene, abbiamo grande stima. È un'opportunità che bisogna conoscere, grazie a Giuliano che l'ha segnalato, e dobbiamo assolutamente muoverci in questo senso per poterne ottenere i vantaggi. Anche perché i 4 milioni di euro ne aveva parlato anche il presidente del CONI regionale Giorgio Gandolin in una precedente trasmissione che abbiamo realizzato. In effetti dipende dai punti di vista, o tanti o pochi soldi, dipende da quanti poi effettivamente ne beneficino. Per cui questo è un dettaglio di cui magari... Ma senti, comunque è un contributo, è una cosa sentita, è una cosa opportuna, e tutti i contributi, è chiaro che tutto può essere versato di più, ma in questo momento di necessità non si può pensare, è chiaro che possiamo sempre chiedere di più, ma mi sembra che 4 milioni per la sanificazione non sia una cosa da poco, ecco. Da questo punto di vista sono d'accordo, e un abbraccio chiaramente a Giuliano Chinoli. Paolo, stavamo parlando del premio Fair Play, ci sono altre iniziative di cui avete sviluppato ieri sera? Beh, no, diciamo abbiamo toccato un po' la Coppa Amatori, che diciamo è una coppa che è nata nella stagione 2019-2020, generata con l'intento di creare più partecipazione, portare un po' la cultura della responsabilità
e nel contempo cercando di aumentare quella che è la collaborazione tra associati. Abbiamo specificato quali erano i punti della Coppa Amatori che abbiamo fatto, ricordando soprattutto che questa Coppa Amatori nasce dalla collaborazione di molti rappresentanti delle squadre, e quindi non è frutto di una idea, diciamo, del Consiglio Direttivo della Lega Calcio, ma nasce proprio dalle idee che hanno avuto le squadre. Quindi abbiamo fatto un plauso a questi ragazzi che hanno partecipato durante il lockdown attraverso delle sedute tipo questa, perdendo parecchie ore, mettendosi in gioco e dando delle informazioni, i loro pareri, in maniera tale da poter poi sviscerare questo tipo di coppa che poi sarà applicata a tutti i campionati. Salutiamo di nuovo Giuliano Finoli, dice grazie, l'avevo citato prima, Giorgio Brandolin, che vuole far rientrare anche gli enti nel discorso dell'attivazione dei 4 milioni di euro per la sanificazione. Giusto, Giuliano, ha fatto bene a ricordarlo. Mi parlavate anche di ulteriori modifiche, cioè non solo alla Coppa Amatori, ma ci sono anche altre modifiche di cui avete discusso? Sì, c'è soprattutto la grande modifica dell'eliminazione del comunicato ufficiale, è un obiettivo che la parola chiave è questa, digitalizzazione. Digitalizzazione. Sapete che per la Lega Calcio siamo un po' all'avanguardia come digitalizzazione, ma la grande rivoluzione è proprio l'eliminazione del comunicato ufficiale. È stato un lavoro lungo, perché abbiamo iniziato a ideare nel 2017 e progressivamente ci siamo arrivati. Questo cosa vuol dire? Che non ci sono più i comunicati ufficiali e quindi tutte le informazioni poi sono reperibili sul sito, sull'area personale, sulla lista gara, su messaggi istantanei, WhatsApp che arrivano, e quindi i giocatori sono messi, la parola chiave è sburocratizzazione, secondo me, perché quello è la vera, i giocatori devono andare, i dirigenti hanno abbastanza impegni, devono andare lì devono fare poche carte e a pensare a divertirsi, a giocare. Noi li stiamo mettendo in condizioni di fare meno carte possibili. Anche pensate che nella lista gara c'è scritto se sono squalificati, non sono squalificati, quante munizioni hanno, qual è tutta la situazione della squadra al momento della partita, per cui non devono preoccuparsi di niente. Devono solo leggere la lista gare e far giocare le persone che possono giocare secondo la lista gara. Una semplificazione del genere non è una cosa da poco, perché comporta un grandissimo lavoro dietro. È un continuare ad andare a togliere dei tabù tarifficanti conservatori del calcio. Noi siamo stati i primi a rendere visibili i referti arbitrali, che erano il segreto, cioè tu per leggerli dovevi fare domande, che dove andate. Adesso tutti possono leggere i referti arbitrali di qualsiasi cosa, tutti sanno tutto. E adesso non c'è più il comunicato ufficiale, che era la Bibbia settimanale di ogni campionato. No, il nostro è un campionato in movimento continuo. Tu sei sempre avanti, puoi giocare qualsiasi giorno della settimana, che tanto noi andiamo avanti, ti diamo le squalifiche all'ordine, e quindi è una novità pazzesca. Quindi quando inizia il campionato, da quando inizia a quando finisce, è sempre un work in progress, sempre lavorare, ed è una cosa innovativa al massimo. Ma soprattutto anche poi soprattutto anche la novità che mi mente la Federcalcio, se con questo modo tutti i dilettanti potessero giocare a prescindere con squalifiche o no che arrivano, sarebbe veramente una rivoluzione clamorosa. Paolo. No, dicevo anche che questa nuova opportunità prevede anche che arrivino delle notifiche via WhatsApp, e quindi l'associato sarà sempre avvisato anche di quelle che sono eventuali modifiche, eccetera. Quindi una soluzione secondo me intelligente che stiamo portando avanti e che potremo ancora migliorare in qualche aspetto.
Io aggiungo anche che ormai le trasmissioni come questa arrivano via WhatsApp, quindi figurati se non possono arrivare i comunicati. Esatto. Quindi a maggior ragione applaudo la vostra iniziativa. Beh, ma anche questa collaborazione che c'è con la vostra televisione per noi è un'occasione di poter comunicare ai nostri iscritti le novità che incontriamo, quali sono le problematiche, è una bella opportunità che abbiamo. Sì, ti ringraziamo sempre. Ci mancherebbe, siamo qua per quello, tra l'altro. Una cosa che mi aveva incuriosito era dalle norme che avete espresso è che si può giocare ogni giorno della settimana. Me la spiegate? Non essendoci più comunicato ufficiale. No, ok, però cioè, ogni giorno della settimana significa che anche le società possono mettersi d'accordo all'ultimo momento e giocare quando meglio capita per tutti. Esatto. Servono soltanto i tempi tecnici per la designazione dell'arbitro e per fare questo, il resto si può fare tutto. Ok, quindi questo è massima elasticità nelle decisioni, che è la cosa migliore. E d'utilità. Gli arbitri ovviamente sono d'accordo con voi, cioè anche agli arbitri piace questo tipo. Ma forse va meglio agli arbitri, perché erano condensati tutti nella stessa giornata, qualcuno ha problemi di lavoro, la possibilità di avere in tutte le giornate gli dà la possibilità di andare a fare la sgambata più facilmente, no? Teniamo conto che gli arbitri indicano sempre, hanno una loro console nella loro area personale dove loro indicano le date in cui sono disponibili e il sistema, che è tutto automatico, designa l'arbitro in relazione alle disponibilità date dall'arbitro. Cioè non c'è più il designatore manuale, ecco, per capirci, c'è proprio un sistema che va a designare in base alle distanze, in base alla partita, eccetera, l'arbitro. Perfetto. Quindi questo mi piace molto. Chiaramente c'è la digitalizzazione anche per quanto riguarda gli aspetti delle sanzioni, è tutto ormai meccanizzato alla fine, no? No, le sanzioni, c'è il referto arbitrale, quindi devono essere graduate per quello. Diciamo che l'uomo non può essere sostituito perché il giudice è insostituibile, ma noi abbiamo le ammonizioni in automatico, ma è chiaro che alla quarta ammonizione la deve mettere il giudice. Una decisione non può essere data alla macchina, anche se la quarta ammonizione potrebbe essere data alla macchina, ma sicuramente una squalifica no, perché una squalifica ha delle attenuanti, delle aggravanti, tutta una serie di valutazioni che devono essere messe a un giudice. Perché comunque se io gioco e so di aver preso 4 munizioni, so da solo che sono a rischio di fila piuttosto che squalifica. Certo. Poi dipende dall'entità della decisione del giudice, ma so già che rischio qualcosa, no, almeno potrebbe essere così, poi non so se per le vostre serate. Detto questo, altre novità che sono emerse ieri sera, quali sono? Beh, abbiamo parlato del Covid e del protocollo, che è un argomento caldo, come diceva Daniele, le problematiche sono diverse, abbiamo cercato di costruire, perché c'è stato dato molta fiducia da parte della Libertas nello scrivere questo protocollo e l'abbiamo impostato soprattutto su un concetto, su una responsabilizzazione del giocatore, non sulla creazione di altri responsabili, cioè non concepiamo da un punto di vista normativo la delega di responsabilità ad altri soggetti. È inutile. Siamo tutti maggiorenni, capaci di intendere e di volere, e dobbiamo essere responsabili, soprattutto in questo momento. Quindi confidiamo nella responsabilità di ognuno. Non chiediamo che ci sia un tutore di qualcuno a cui rovesciare poi le responsabilità. Non condividiamo l'idea di creare un responsabile Covid, soprattutto se non qualificato, e quindi le informazioni li invitiamo a raccogliere dai medici, perché solo i medici possono dare informazioni sui Covid. Invitiamo soprattutto a leggere, a raccogliere informazioni, se non dalle persone, quantomeno dai siti istituzionali, e quindi dal Ministero della Salute, dalla Regione, non da Facebook, non da WhatsApp, perché non è serio. E il Covid è una cosa seria e quindi bisogna affrontarla seriamente, anche perché
atteggiamenti superficiali possono avere ricadute che vanno al di là di se stessi, ma anche sui propri parenti o su parenti di persone che neanche si conoscono, e quindi gli effetti veramente collaterali sono devastanti e non possiamo essere irresponsabili nei nostri comportamenti. Quindi chiediamo che i nostri tesserati, che i nostri dirigenti sensibilizzino tutti su una rigorosa responsabilità. Senza un comportamento responsabile non andiamo da nessuna parte. E creando i responsabili Covid, a me sembra che sia delegare le proprie responsabilità ad altri. Non è una cosa. D'accordo se dico che in realtà fosse anche l'obiettivo del legislatore, che al più alto livello ha emanato i vari DPCM che stanno uscendo in questi giorni, e anche l'obiettivo del legislatore è quello di creare la responsabilità in ogni individuo. Far capire non sempre. A me sembra che il legislatore cerchi sempre di spalmare la responsabilità su più soggetti e non sulla persona che dovrebbe rispondere in proprio. Non lo so, ti faccio un esempio. Per giocare serve la visita medica agonistica. È stato creato un adempimento al presidente per cui deve tenere lui, non si sa per quale ragione, la visita il certificato agonistico. E in questo modo si estende la responsabilità se il giocatore muore, e muore per sua superficialità, perché non ha fatto la visita medica, e dovrebbe rispondere solo lui di un comportamento superficiale che ha tenuto, perché andare a giocare senza fare la visita medica è un comportamento superficiale, ma di cui devi essere responsabile te. Perché ci deve essere un controllore? Perché il legislatore vuole sempre dei controllori? Non c'è bisogno, siamo tutti maggiorenni, vaccinati, come si dice, oppure meglio, capaci di intendere e di volere, e quindi dovremmo rispondere noi dei nostri gesti. Non deve essere a ricaduta su altri soggetti la responsabilità. Ecco, questo modo di legiferare io non lo condivido. È come se il legislatore non avesse rispetto del cittadino, ma gli creasse sempre un tutore. E poi tu alla lunga dici, alla lunga il cittadino si abitua ad avere il tutore. Esatto, questo è diseducativo, e questo è diseducativo, esattamente questo concetto. Infatti il protocollo punta tutto sulla responsabilità di ognuno di noi. È un protocollo che noi abbiamo mandato alla Libertas Nazionale. La Libertas Nazionale l'ha fatto leggere e studiare dal suo ufficio legale, nonché ad esempio dal dottore della Nazionale italiana. È stato approvato, è stato definito semplice, facile intuibile e buono, e infatti la Libertas Nazionale, per quanto riguarda il calcio, ha adottato questo protocollo scritto dalla Lega Calcio Frigolinare. Mi sembra abbastanza un fiore all'occhiello per noi, ecco. Su questo bisogna ringraziare molto, come è stato, l'abbiamo buttato dentro, ma poi serviva qualcuno che lo scrivesse in maniera di norma, e qui bisogna ringraziare Fabrizio che ha fatto un grande lavoro, ecco, quello che vorrei dire però è che nessuno ha grande esperienza di Covid, e per la prima volta questa generazione si è trovata questo problema. Quindi non è che abbiamo la bacchetta magica e abbiamo scritto un protocollo sapendo che è tutto perfetto. Sicuramente è perfettibile, anzi, noi dobbiamo tenerlo monitorato, lo modificheremo, lo integreremo. È un protocollo che verrà costantemente verificato, e solo l'esperienza ci consentirà di migliorarlo. Non sediamoci sugli allori, non abbiamo scritto qualcosa di definitivo. Ieri sera già un intervento ci ha fatto notare una piccola discrepanza, no? Sì, infatti, le nostre squadre ci devono anche aiutare per migliorarlo, perché non è un protocollo perfetto, non potrebbe esserlo, anzi tutte le norme non sono mai perfette, quindi figurarsi una scritta senza esperienza come questa. C'è la curiosità mia, sempre da osservatore esterno, e cerco di intrufolarmi nella vostra realtà più che altro per far capire anche a quelli che non vivono la Lega Calcio Frigolinare quale sia l'entità e quale sia il vostro modo di operare, di vivere lo sport e tutta l'attività associativa. La curiosità è quella di capire quanto tutti i tesserati, o quale sia la percentuale di tesserati che
comprende, accetta e diciamo fa proprie queste indicazioni, e quanti invece siano i tesserati che dicono no, non mi sta bene, vado da un'altra parte perché così non mi piace. È una bella domanda, sai? È una bella domanda. Ed è difficile rispondere, tra l'altro. Ed è molto difficile rispondere a questa domanda, anche perché purtroppo hai chiesto alle persone sbagliate, perché quando parlano con noi tutte adorano quello che facciamo, i nostri principi, eccetera, eccetera. Bisognerebbe sentire quello che dicono al di fuori la nostra presenza, perché tu sai, no? Quando si vota un voto palese è una cosa, quando si vota il voto segreto è ben un'altra. Tutti hanno paura del voto segreto. Ecco, noi onestamente non abbiamo paura dei voti segreti, quindi ci piace sapere anche i giudizi negativi. Logicamente uno mi dice, un giudizio negativo ti fa piacere? Assolutamente no, non mi fa piacere, però nel tempo, quando riusciamo un po' a metabolizzarlo, abbiamo preso questi giudizi negativi sempre e solo per migliorarci. Speriamo di averlo fatto abbastanza bene. E poi ci sono delle scelte che vanno anche contro quello che vorrebbero molte volte i giocatori o le associazioni, perché facciamo delle scelte di principio che presumiamo, abbiamo la presunzione di pensare che sia il principio del Lega Calcio e andiamo avanti con questi principi. E questi principi non si possono comprare o distruggere o fare. Quando noi abbiamo questi principi andiamo avanti, abbiamo la presunzione di interpretarli bene, e chi non è d'accordo è logico che non li assimila bene, ecco. È anche vero che c'è la difficoltà di portare i nostri concetti tra le squadre, perché noi li portiamo ai dirigenti, ma poi i dirigenti spesso non li trasmettono ai giocatori, e quindi chiaramente nascono delle incomprensioni. Per cui noi stiamo cercando in qualche modo di arrivare a tutti i giocatori per cercare di fargli capire la filosofia, ma non sempre è facile. Io però posso dire che sono da qualche anno qui in Lega Calcio e credo che il mantenimento di numeri importanti come quelli della Lega Calcio sia un sintomo, oltre che di fiducia, di persone che hanno capito la filosofia della Lega Calcio, e pur essendo critiche rimangono sempre con noi. Quindi è chiaro che troverai sempre quello che ti fa la critica costruttiva, oppure quella solo perché vuole, diciamo, coltivare i suoi piccoli interessi. Però noi dobbiamo essere bravi comunque ad andare avanti per la nostra strada. Posso dire una cosa, in questo periodo Covid, qualsiasi cosa noi abbiamo fatto, qualsiasi decisione abbiamo preso è stata criticata, massacrata, ma anche abbiamo avuto complimenti, abbiamo avuto delle serie corrisponsioni di gioia, di essere d'accordo con noi. Quindi il Covid è anche servito a essere un po' più unito anche con quelli che condividono le nostre idee. Poi la critica fa parte del gioco, è normale che ci sia, anzi ci deve essere, perché senza il confronto non si cresce. Senza qualche sana discussione non va bene, ci vuole. Questo è un assunto assolutamente condivisibile. Aveva altre due domande che però sono tutte domande che mi rendo conto possono essere anche scomode. Se volete non rispondere non c'è problema, però in qualche modo lo chiederò a qualcun altro eventualmente. Ne ha parlato prima Giuliano Quinoli dei famosi 4 milioni della regione per la sanificazione, ma avete un'idea di quanto siano aumentati i costi per le vostre società proprio per far fronte a questa necessità di evidente. Ma un attimo. Allora, è vero che molte squadre, cioè il discorso del noleggio del campo ha un costo. Come ho detto, molte volte il Covid è stato utilizzato come scusante a chi te lo dà, ad esempio, a noleggio, no? Ho il costo di sanificazione, ho il costo di questo, quindi mi devi pagare di più. Però Fabrizio prima ha detto sì, però le nostre squadre dovrebbero anche andare a riformare, perché io scommetto che chi ha avuto in gestione dal comune il campo, non so perché è andato il giorno dopo a chiedere in comune un contributo per la sanificazione. Non è come è vero che ci sono 4 milioni di euro per gli enti di promozione. Volevo precisare una piccola cosa: noi non siamo un ente di promozione, l'ente di promozione è la Libertas che si deve muovere per i 4 milioni. Noi siamo affiliati alla Libertas e questo è un altro piccolo particolare, però c'è anche un grosso contributo
chiedo scusa se non mi ricordo la quantità, mi sembra comunque su 500.000 euro, che i comuni hanno a disposizione, o la regione ha a disposizione, per la sanificazione. Che è staccato da quei 4 milioni. Sono esatto. Quindi è vero che ci sono, perché ci marciano, ragazzi, anche sulle, posso dire che sulle disgrazie poi ci si marcia anche, no? Perché le sanificazioni poi, è vero, all'inizio è stato un blocco, però adesso il gel, io ho un'attività, quindi so quanto si spende, è vero che aumentano, devi avere il gel, eccetera, però una boccetta di gel non è che lo consumi in un'ora, cioè devono venire un po' di gente a giocare in questo campo. Poi c'è la sanificazione, poi bisogna vedere come si fa la sanificazione, ma io dico andate a bussare, ecco, questi sono soldi che per il Covid magari il comune può venire incontro, oppure bisogna un attimino registrarsi e vedere cosa fare. Posso dire che la perdita, hanno una perdita certe squadre, quello sì, nelle nostre, i chioschi, perché hanno paura. Sì, cioè, anche se più che sui chioschi mi permetto di essere un pochettino polemico, perché devi essere polemico. Nella mia attività vado in queste ultime settimane, sto seguendo il calcio dilettanti, quindi dall'eccellenza in giù, e i chioschi sono sempre pieni, cioè io non sono convinto del fatto che effettivamente abbiano perso chissà quanto. L'hai detto tu. Sì, c'è una percentuale, ma è minima rispetto a quello che spesso si sente dire in merito alle diminuzioni di budget per via del chiosco che non lavora, perché vedendo proprio visiva la cosa, i chioschi sono pieni. Le squadre di calcio sono seguite dai tifosi, quindi il protocollo lì mi sento di essere un po' polemico. Ecco, ma io ho voluto portarti qua, no? Allora, tengo a precisare, il Covid c'è, ha portato disastri, ha portato cose che scocciano, sicuramente il costo della sanificazione c'è, ma anche sicuramente ci si marcia qualcosetta sopra, e poi le perdite nel chioschi, se i chioschi seguissero tanto bene tante cose, forse dovrebbero essere un po' più vuoti, ma in realtà tu mi sei testimone, e quindi, ripeto, le perdite ci sono, ma metto un ma, che vedo che tu mi condividi. No, condivido, e mi piacerebbe sapere, vorrei avere dei numeri, per far capire anche a chi ci ascolta. Questo nel nostro campo è difficile, perché ad esempio le squadre di calcio a 5 non hanno chiosco, nessuna quasi in gestione della palestra, quindi deve andare, e infatti lì c'è il problema che non gliela danno. E per quanto riguarda i campi, ci sono una grossa percentuale che va a chiedere il campo alla squadra, al comune, una percentuale ce l'ha in gestione col chiosco. Lì abbiamo veramente una così frazionata moltitudine di casi che è difficile trovare una soluzione. Poi ci sono squadre, ad esempio, che si finanziano con la sola quota del giocatore, che dicono aumentiamo di 10 euro la quota, e ce la fanno lo stesso. Cioè è veramente una moltitudine incredibile di cose. Quindi ci sono delle squadre che possono aver avuto delle perdite anche magari importanti, e delle squadre che non si sono accorte di niente. No, cioè, a parziale, no, neanche parziale, per spiegare in maniera esaustiva la mia posizione, non è che sono contrario ai chioschi, anzi. No, ma che io, figurati, assolutamente. Sono contrario a chi si lamenta del fatto che i chioschi non lavorano perché c'è il Covid, cosa che in realtà non corrisponde alla realtà dei fatti. No, ma magari c'è anche un po' di meno accesso, ecco. No, capisco che magari i chioschi hanno meno gente, cioè c'è meno gente che frequenta, c'è gente che fa anche scelte di non andare in luoghi pubblici, cioè io credo che ci sia una diminuzione obiettiva, ecco, sì. Poi ci sono anche, poi che siano vuoti i chioschi, no, però io penso che ci sia una diminuzione. Sì, abbiamo precisato. Per chi non lo sapesse, che i chioschi sono una fonte di reddito di tutte le nostre squadre, perché ormai le sponsorizzazioni non ce ne sono, di calcio a 11, se non parliamo di calcio a 5, di calcio a 11, la fonte alternativa al contributo che danno i giocatori è il chiosco. Sponsor. Ecco, una cosa che ci possa essere stata la perdita, sicuramente gli sponsor. Sì, però anche lì vi chiedo quanto il Covid è una
milione di virgolette scusa per non dare qualcosa in più o uguale all'anno scorso, e quanto invece effettivamente ha messo in difficoltà? Il Covid ci ha creato dei problemi economici considerevoli, quindi io questo discorso non mi allargherei tanto, perché se qualcuno, cioè, non possiamo, ogni caso è a sé stante. Se uno dice guarda, ho avuto un problemi economici, ci sono aziende che non hanno sofferto del Covid, la gran parte sì. E quindi se queste dicono siamo in difficoltà e quindi tagliamo il superfluo, è chiaro che le prime cose che vengono tagliate sono le sponsorizzazioni, anche perché non sempre le sponsorizzazioni alle associazioni piccole non è che hanno una ricaduta, sono fatte perché sono amici, c'è un certo tipo di rapporti, insomma non è che è la ricaduta come fare la sponsorizzazione. È vero che sono altri soldi, ma non hai un ritorno pubblicitario effettivo, insomma è marginale. Il mio ragionamento è, hai detto tu la parola chiave, amici. Allora, se sì. un mio amico che abbia problemi economici o no, ho capito, però può darsi che tu sei in difficoltà economiche e fai dei tagli lineari, no? Infatti, secondo me gli sponsor quelli sono venuti a mancare forte. Cioè, è inutile dire, siamo in un momento normale, il Covid ha portato delle conseguenze, la mancanza di sponsor, i chioschi un po' meno gente, secondo te no, secondo te sì, la sanificazione, sì, ci sono tutte queste possibilità di perdita. Nel nostro campo, tu ci chiedevi, nel nostro campo della Lega Calcio Collinare abbiamo una così tanta grande moltitudine di casi che non riusciamo a fare una statistica, questo te lo posso garantire. Allora, Michele dice, se tutti i chioschi amatoriali fossero in regola, pochi ci guadagnano. Vabbè, adesso qui però usciamo un attimo da... Non rispondo. Ma sai, guarda, cioè, torniamo sempre allo stesso discorso. La responsabilità è di ognuno di noi, non del gestore non solo perché dobbiamo sempre delegare il gestore del chiosco, cioè perché ci deve essere un tutore. Se io vado in un posto e vedo troppa ressa, vado via. E questo è il comportamento che si deve tenere. Non dobbiamo sempre dire sono andato a una riunione, in questa riunione mi dice una squadra, sono entrato dentro in una spogliatoio, c'era una ressa pazzesca. E chi è responsabile di questo? Ma tu prima di tutto sei responsabile, cioè chi è dentro, chi fa la ressa è responsabile. Dobbiamo essere noi stessi responsabili, questo che vogliamo far capire. Non continuate a scaricare sul tutore o sul responsabile Covid. Basta con questa cosa. Cerchiamo di essere un paese civile. Oh, Fabrizio, per quanto mi riguarda mi hai convinto. Adesso non so se anche gli amici a casa che ci stanno guardando o chi guarderà in differita questa trasmissione sia altrettanto convinto, mi auguro di sì. Sicuramente è una cosa che Lega Calcio abbiamo condiviso appieno, e responsabilizzare ognuno di noi è il nostro punto di partenza in questo periodo. Molto bene, allora io ne approfitto per salutare il conduttore principe di BHTV Sociale, Daniele Budaro, che sta guardando. Anche noi. Lo salutiamo tutti quanti. Non ci è mancato perché abbiamo avuto un conduttore altrettanto valido. Vabbè, insomma, adesso. Vi chiedo adesso il calendario, che cosa propone? Perché ieri sera c'è stata la riunione, ma adesso che cosa vuole in pentola? Che bella domanda! Ma che bella domanda! I nostri poveri responsabili dei vari campionati, ne faccio un esempio, la carissima Carla, penso che abbia fatto i gironi ormai 7 volte, perché le squadre si iscrivevano, dopo 2 giorni mandavano un'email dicendo no, guarda, non ci iscriviamo, poi dopo una squadra che mandava sul giornale no, noi non ci iscriviamo, dopo 2 secondi arrivava l'iscrizione. Comunque ci saranno alcuni campionati che partono la prossima settimana, qualcun altro la settimana dopo, e faremo questo a tranne, come abbiamo detto, Pordenone, che ha una sua norma di partecipazione, e l'Over 50 che farà il campionato. Per gli altri, o la prossima o quella dopo, inizierà questo campionato invernale di apertura, e vediamo quali saranno i primi intoppi, le prime casistiche, i primi problemi, e cosa ci potrà servire per migliorare il protocollo, cosa ci potrà servire. È un work in progress, veramente, come per tutti. Ok, però insomma cercheremo di mantenere informati tutti e cercheremo anche di valorizzare l'impegno di chi giorno dopo giorno in palestra, piuttosto che in ufficio, piuttosto che
dovunque si impegna lavora per mandare avanti la Lega Calcio Friuli Collinare, per dare la possibilità a tutti di vivere la propria passione. Paolo, tu oggi pomeriggio mi hai fatto una domanda relativa alla radio, quello ti ricordi, mi hai mandato un messaggio. Sì. Leggo questa mia prossima domanda che faccio a te proprio a questo argomento. Cosa si può fare ancora di più per fare in modo che questi messaggi vengano io credo che più informazione corretta tu faccia, meglio venga recepito il messaggio. Più canali di comunicazione attivi, più facilità hai di raggiungere l'associato. E quindi la mia domanda in relazione a quello che tu hai appena espresso era proprio rivolta secondo questo concetto, creando delle rubriche, delle trasmissioni dove ci possa essere un po' di parte tecnica e un po' di parte istituzionale. Questo credo possa arrivare direttamente chiamiamolo al cuore degli associati e degli interessati. Ok, questo è fatto. In sintesi, alla fine, i primi goal, quando li vediamo? Quindi già per prossima settimana. 16. Con 16. Abbiamo il calendario, sito della Lega Calcio Friuli Collinare aggiornatissimo, ci sono tutte le informazioni, orari, campionati, tutto. Ragazzi, io vi ringrazio, abbiamo passato quasi un'ora, direi a ritmo sostenuto, con tante cose e tanti argomenti da trattare. C'è ancora qualcosa che vi sentite di dover aggiungere prima di chiudere la trasmissione? Ve lo chiedo. In bocca al lupo a tutti. Divertitevi responsabilmente. Madonna mia. Adesso capisci che vicepresidente che ho. Che frase ha detto? Che frase ha detto? Adesso vado a bermi qualcosa per questa frase. Divertitevi responsabilmente. Madonna mia. Sono emozionato io. In realtà io l'ho sentita da parte, però beh, adesso non devi rovinare la poesia di questo momento. Scusa. Ho detto prima che ci vuole l'eloquio dell'avvocato Petroello per fare in modo che certi argomenti vengano espressi nel miglior modo possibile, e rimango di questa idea. Ragazzi, grazie, contiamo di risentirci allora a brevissimo, anche con novità dal punto di vista sportivo agonistico e meno istituzionale e regolamentare, così diamo anche un po' di frizzantezza e di variabili impazzite alle nostre trasmissioni. Grazie a Daniele Tonino, presidente della Lega Calcio Friuli Collinare. Grazie a Fabrizio Petroello, vicepresidente. Grazie a voi. Grazie a tutti gli ascoltatori. Come definirti? Io sono il secondo vicepresidente, mettila così, dopo definiscimi come vuoi, che non c'è nessun problema. Va bene, tengo buona questa tua frase. È come il prezzemolo, è dappertutto, Va bene. Detto in maniera simpatica e come complimento. No, non era per niente simpatica, era proprio come il prezzemolo. Guarda, è praticamente un po' ostico nei miei confronti perché sta perdendo a tennis e quindi probabilmente ha qualche... dice dell'astio. Vabbè, sì. E qua possiamo chiudere senza dare replica a Tonino, grazie. È stato un piacere come sempre, grazie a tutti e buonanotte. Rivedete, la trasmissione è sempre disponibile sul sito di FVG Sport Channel e sul Facebook di FVG Sport Channel, e poi anche domani pomeriggio, per chi ci guarda in diretta, attorno alle 13 ci sarà la replica televisiva. Ciao a tutti. Perfetto. Grazie, buona serata a tutti. Ciao.